Buonasera, da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Spesa sanitaria alle stelle e c'è chi rinuncia alle cure. A Palermo la disperazione di un disoccupato dice: non riesco più a comprare farmaci per mia moglie, ho pensato di vendere un rene. Catania, anche un'auto civetta dei carabinieri tra quelle dei consumatori in fila per una dose di droga in via Capopassero, brutta sorpresa per i pusher, subito bloccati 2 gli arresti. Prelevare l'acqua del fiume Oreto per alleviare la crisi idrica di Palermo, il nuovo progetto per fronteggiare il razionamento idrico. Agrigento, genitori degli alunni disabili in protesta contro la riduzione delle ore di assistenza, coro di fischi indirizzati al primo cittadino. Catania, sotto il Castello Ursino, l'antico mercato delle erbe, grandi e piccoli attratti da antichi mestieri, cavalieri, giocolieri e il volo delle poiane. Si chiude a Palermo l'edizione da record della Targa Florio Classica, la vittoria ai siciliani di Pietra, padre e figlio di Campobello di Mazzara. Calcio, soddisfatto l'allenatore toscano per la vittoria del Catania sull'Altamura. Il pareggio tra Trapani e Messina muove la classifica ma lascia tante amarezze. Bentrovati, sono sempre di più gli italiani che rinunciano a curarsi perché non possono permetterselo. Tra loro c'è anche un pensionato di Palermo che non riesce più a comprare i farmaci per sua moglie e fa un annuncio shock: sono quasi disposto a vendere un rene. Marco Gullà. La crisi della sanità pubblica italiana è nel boom della spesa per cure pagate di tasca propria dalle famiglie, che segna un più 10,3% nel 2023. E nei 4 milioni e mezzo di persone che secondo l'Istat rinunciano a visite ed esami, con 2 milioni e mezzo costrette da motivi economici. E in Sicilia la situazione è tra le più gravi, come quella di questo cittadino palermitano, una pensione minima che non gli consente di acquistare i farmaci per la moglie. Oggi ho speso gli ultimi soldi che avevo in tasca, circa 70 euro, che sono i soldi che in media ogni 15 giorni massimo spendo per i farmaci di mia moglie, per mia moglie, che soffre di alcune patologie particolari. Sono farmaci che purtroppo sono a pagamento, non prescrivibili, e che riducono proprio a un essere non solo umano, non solo a livello umano, ecco, povero, ma anche povero di fisico, materiale, psicologicamente lo distrugge. E in un contesto in cui la disoccupazione aumenta e molti nuclei familiari si ritrovano in un tunnel senza uscita, la disperazione spesso prende il sopravvento. Non so io stesso come fare, tanto che tempo fa mi ero ridotto così male che ho pensato, ecco, di mettere in vendita un rene. Si arriva proprio a questo punto dove lo Stato, le istituzioni, il Comune, la Caritas se stessa neanche ti rispondono, e allora cosa fare? Mettere in vendita una parte, ecco, del mio corpo, dato che lo Stato vuole questo, dato che la società di oggi vuole questo, almeno faccio sopravvivere, ecco, a mia moglie. Tu è un gesto estremo, un gesto eclatante. Sì, perché guarda, non ce la faccio più completamente, non riesco, io non lavoro, sono anche io invalido, ma non ce la faccio più. Come quest'uomo, tante altre famiglie hanno notevoli difficoltà ad acquistare farmaci e beni di prima necessità. E noi andiamo alle agenzie, restiamo a Palermo dove c'è purtroppo da segnalare l'ennesima aggressione ai danni di un operatore socio-sanitario. Questa volta a fare le spese è stata un'infermiera dell'ospedale Cervello in servizio nel reparto di terapia intensiva neonatale. La donna, spintonata da un genitore di un piccolo paziente, finita per terra, è stata costretta a ricorrere alle cure mediche. Sono intervenuti altri operatori sanitari per fermare l'aggressore. Un'altra infermiera ne ha fatto le spese. Prognosi riservata, condizioni ancora critiche per i 3 bambini tunisini rimasti orfani dopo l'incidente mortale avvenuto sulla Palermo Sciacca. Per il sindaco di Ribera è un grande dolore, dice era una famiglia integrata e lui era un grande lavoratore. Sentiamo Emanuela Corsi.
Lutto cittadino a Ribera nel giorno in cui verranno celebrati i funerali di Walid e Zina Moussa, i coniugi tunisini morti nello schianto avvenuto ieri mattina sulla Palermo-Sciacca, nel quale è deceduto anche il palermitano Riccardo Pardi. Ad annunciarlo il sindaco Matteo Ruvolo, che esprime la propria commozione per questa tragedia familiare. Era una famiglia perfettamente integrata, lui un grande lavoratore, le parole del primo cittadino. La nostra comunità è costernata e l'attenzione di tutti è adesso ai 3 bambini piccoli rimasti orfani. In auto con Walid e Zina, infatti, c'erano anche i 3 figli della coppia di 4, 6 e 8 anni, ricoverati in gravi condizioni nella terapia intensiva pediatrica della Di Cristina di Palermo. A destare maggiore preoccupazione il fratellino più grande, che a seguito delle emorragie cerebrali ha subito un intervento neurochirurgico d'urgenza. Il secondo bambino invece è stato operato per la riduzione di una frattura femorale, mentre il più piccolo è ancora intubato e sedato. La famiglia era partita da Ribera, nell'Agrigentino, per raggiungere il porto di Palermo, dove la mamma e i figli dovevano imbarcarsi per la Tunisia. Ad attenderli al porto, dove non sono mai arrivati, c'era la nonna. La loro auto, infatti, una Mercedes, si è scontrata con la Toyota RAV di un palermitano, Riccardo Pardi, di 53 anni, che stava per raggiungere la sua azienda di api a Partinico. Nel curvone tra Altofonte e Giacalone, sulla statale Palermo-Sciacca, le 2 auto si sono scontrate. Un impatto violentissimo. Pardi è morto sul colpo, così come Walid e Zina, di 42 e 44 anni. I vigili del fuoco hanno dovuto usare la fiammossidrica per liberare i corpi delle 2 vittime e dei piccoli rimasti intrappolati all'interno. Una tragedia che aggrava il bilancio degli incidenti mortali sulla statale 624 Palermo-Sciacca, tristemente nota per le centinaia di croci che ricordano tutte le vittime di quell'arteria. Dall'inizio dell'anno in quel tratto di scorrimento si contano già 5 morti e 15 feriti. Andiamo a Catania per un singolare blitz antidroga dei carabinieri in via Capopassero, una città, una via nota appunto per essere un po' la via dello spaccio. I carabinieri infatti con un'autocivetta si sono mischiati tra le auto in fila dei consumatori e al momento opportuno sono riusciti a neutralizzare l'azione dei pusher. Ma sentiamo Tonino De Mana. È notoriamente una fiorente piazza di spaccio e come tale via Capopassero a Catania è presidiata a vista con vedette, giovani dotati di ricce trasmittenti ed ogni diavoleria utile per tenere lontane le forze dell'ordine. Passare e ripassare in quel di San Giovanni Calermo tra sguardi che ti puntano a distanza equivale a farsi scoprire ed allora meglio mischiarsi, ancor meglio spacciarsi per consumatori di droga. Una trovata, quella dei carabinieri, che ha portato all'arresto di 2 pusher di 40 e 29 anni, rispettivamente di Catania e Belpasso, ed entrambi noti alle forze dell'ordine. Tra le auto in fila ecco incolonnarsi anche i carabinieri, mentre un'altra gazzella poco distante è pronta ad arginare l'eventuale tentativo di fuga. I militari dell'arma aspettano pazientemente il turno, osservano e al momento di ricevere la droga balzano fuori dall'abitacolo e neutralizzano gli esterrefatti spacciatori. Per loro scattano le manette ed ovviamente il sequestro della roba, diverse dosi di crack, cocaina e marijuana e 940 euro provento dell'attività illecita. Nelle vicinanze del blitz è stato trovato anche un borsello a tracolla con il classico kit per lo spaccio ed una radiotrasmittente, questa volta rimasta silenziosa grazie alla sorprendente azione dei carabinieri. A Villa Abate, nel Palermitano, vandali in azione in una scuola dell'infanzia. Alcuni giovani sono infatti entrati nell'istituto Raggio di Sole in via Calatafimi, danneggiando una finestra e mettendo a soqquadro alcune aule del plesso. Poi hanno anche urinato in alcuni muri della zona del corridoio. Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per risalire agli autori di questo danneggiamento. Alla crisi idrica una soluzione a Palermo arriverebbe dall'utilizzo dell'acqua del fiume Oreto. Sentiamo Manlio Viola. Si chiude senza proteste e con pochissimi disagi la prima settimana di razionamento idrico nella città di Palermo, 24 ore senza acqua per ciascun quartiere alla settimana, ad eccezione del centro storico residenziale, non sembrano aver causato particolari problemi. Gli stabili hanno ancora le autoclavi condominiali realizzate negli anni 80 e 90, quando l'acqua arrivava a giorni alterni e negli appartamenti il razionamento non è stato avvertito. Ma la crisi rischia comunque di aggravarsi, le scorte non possono arrivare alla fine dell'anno senza razionamenti ben più consistenti. Ed ora Palermo si ricorda di essere
stata una città di fiume oltre che di mare. Nel giro di 5 mesi l'acqua del Loreto potrà contribuire a dissetare la città. La Regione ha dato il via libera al progetto presentato dall'AMAP al tavolo della cabina di regia sull'emergenza, che prevede un piano di manutenzione straordinaria per rendere di nuovo efficiente la sezione di filtrazione a carboni attivi granulari dell'impianto di potabilizzazione Gabriele, che preleva l'acqua dell'antico fiume ormai interrato e quasi asciutto in città, ma che ancora sgorga alla sua sorgente. Soluzioni a medio termine anche per le province centrali dell'isola, Agrigento e Caltanissetta, che vivono una crisi ben più severa, ma gli impianti sostitutivi non saranno pronti prima del 2025. Intanto la Regione mette in campo nuove risorse con le variazioni di bilancio. Il capitolo siccità vale circa 42 milioni di euro stanziati per gli interventi alla protezione civile e per alcune opere di manutenzione straordinaria e ripristino nel settore agricolo. Ulteriori 14 milioni serviranno per le nuove condotte idriche di Agrigento e Caltanissetta, quasi 19 milioni per il bonus fieno, gli indennizi per il mancato raccolto del settore cerealicolo, l'abbattimento dei canoni dei consorzi di bonifica e il sostegno agli apicoltori. Ad Agrigento sono scesi in piazza a manifestare i genitori degli alunni disabili per il taglio delle ore di assistenza agli studenti meno abili. Davide Sarto. Accolto dai fischi al suo arrivo in piazza Pirandello il sindaco di Agrigento Francesco Micciché, che senza incontrare i manifestanti procede verso l'ingresso di Palazzo dei Giganti. Il mancato confronto ha provocato delusione e rabbia tra i genitori degli alunni disabili e gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, ovvero il personale ASACOM, in sit-in dinanzi il municipio. Il Comune ha tagliato le ore di assistenza a danno del diritto allo studio e all'inclusione sociale degli studenti meno abili. In maniera unilaterale il Comune di Agrigento ha tagliato del 40% le ore del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Il servizio di assistenza è obbligatorio ed è universale perché è collegato al diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disabilità. Mio figlio ha bisogno di un'assistenza continua, non ha la capacità di relazionarsi se non con dei prompt continui da parte dell'ASACOM. Hanno diritto ad avere tutte le ore che il GLO ha designato per loro, scritte nel PEI. Cosa sta succedendo anche con questo decurtamento di ore? Che le assistenti stanno scappando dal servizio e quindi abbiamo un depotenziamento del lavoro da parte di colleghe specializzate. Il sindaco Micciché ha già precisato che il taglio è stato disposto fino a dicembre e che il ripristino integrale del servizio assistenza ASACOM agli studenti disabili decorrerà da gennaio a giugno del 2025. Domenica di passione per gli automobilisti in uscita dalla città di Palermo a causa di 2 cantieri dell'ANAS aperti tra Casteldaccia e Altavilla Milicia e tra Trabia e Termini Imerese. Si sono formate oltre 10 chilometri di code. Nel Nisseno invece si è svolta una marcia di protesta contro la chiusura della strada statale 121 interrotta, pensate, da ben 52 anni a causa di una frana nel tratto tra Marianopoli e Santa Caterina Villa Armosa. All'iniziativa hanno aderito oltre a centinaia di cittadini anche i sindaci di 14 comuni del comprensorio. E ci sono dei migranti in difficoltà. La nave Mare Ionio, infatti, di Mediterranea Saving Humans ha ricevuto una segnalazione da parte di un aereo di Frontex proprio sulla presenza di 40 persone che si trovano in questo momento in pericolo a bordo di una barca di ferro a 34 miglia da Lampedusa. Noi adesso ci fermiamo e poi apriremo le porte di una caserma ad Agrigento nell'ambito delle giornate del FAI. A tra poco. Siamo tornati in studio ad Agrigento adesso per le giornate FAI d'autunno, aperta al pubblico la caserma Biagio Pistone, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri. La visitiamo per voi con Davide Sarto.
La caserma Biagio Pistone, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, aperta al pubblico in occasione della giornata d'autunno del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Lo spazio ha offerto un emozionante viaggio nella storia tra uniformi e cimeli. Numerose le scolaresche, i visitatori che hanno ascoltato i carabinieri dei vari reparti nelle vesti di guide turistiche e culturali. Abbiamo degli stand espositivi, abbiamo dei mezzi che raccontano un po' la nostra attività, dal controllo del territorio alla tutela del patrimonio culturale, alla tutela della biodiversità. Per un giovane significa tante cose, significa per la prima volta avvicinarsi ed entusiasmarsi su quello che è un ruolo essenziale per la nostra società, ma che molto spesso non viene capito. Spero che questa sia la giornata adatta per far questo. Oggi stiamo conoscendo l'operato proprio dei carabinieri in vari settori, in vari ambiti, e devo dire che molti dei ragazzi tra l'altro sono anche interessati a questo importante servizio. Gli altri siti aperti al pubblico sono il Giardino della Colimbetra nella Valle dei Templi e i quartieri del Rabato nel centro storico di Agrigento. Una domenica a spasso nel tempo a Catania torna infatti l'antico mercato delle erbe, suggestioni e attrazioni all'ombra del Castello Ursino. Tonino De Mana. Cavalieri, giocolieri, falconieri, antichi mestieri all'ombra del Castello Ursino in una piazza che trasuda storia. Fine settimana all'insegna della tradizione a Catania con piazza Federico II di Svevia trasformata in un mercato delle erbe. Attraverso la quotidianità che si svolgeva qui si può carpire anche quella che era l'atmosfera del tempo. Ed è un'altra iniziativa mirata a rianimare la zona del Castello Ursino. Bene, ecco, il precipuo intento è proprio questo, è quello di, come dire, visto che abbiamo pedonalizzato quest'area, fortemente abbiamo voluto dare una vivacità e riportarla a quelli che erano i momenti storici pre appunto terremoto. Tante le attrazioni con Meridia e Freya, grandi protagoniste. Atterraggio perfetto, vero Freya? Sì. Ha avuto anche la sua ricompensa, vero tesoro? Cosa ha avuto per ricompensa? Ha avuto un pezzettino di carne, il suo bocconcino. Un emporio on the road con laboratori didattici, degustazioni, ingredienti da scoprire, scenografie medievali curate dal Teatro Stabile e ricette d'epoca con piatti tipici della cucina povera catanese. Spazio anche agli antichi mestieri. Cosa sta realizzando? Sto realizzando una pigna che è propiziatrice, c'è un portafortuna. Questi sono lavori che con questo tornio, diciamo, a pedale non si fanno più, ora ci sono i torni elettrici. E sembrano gradire genitori e bambini. Io ho fatto vedere a mio figlio come si facevano le spade nel Medioevo, ha conosciuto i falchi, la falconeria e ha visto lo spettacolo degli sbandieratori, quindi per lui è sempre un'esperienza. L'evento, promosso dall'amministrazione Trantino, verrà bissato il 26 e 27 ottobre, questa volta in piazza Mazzini ed in un'atmosfera settecentesca. Adesso ci spostiamo sul versante occidentale dell'isola, andiamo a Palermo, dove è stata certamente una domenica da ricordare per tutti gli appassionati delle auto d'epoca. Oggi si è conclusa appunto la targa Florio Classica con la vittoria che è andata a padre e figlio, entrambi di Campobello di Mazzara. Francesco Triolo. È andata ai siciliani Francesco e Giuseppe Di Pietra al Fieri della Franciacorta Motori su Fiat 508C. L'edizione 2024 è la targa Florio Classica, un'edizione da record con oltre 230 partecipanti, quella della rievocazione storica della gara più antica del mondo dedicata alle auto di esclusivo valore storico e sportivo, all'aspetto sportivo. Trapanesi di Campobello di Mazzara, Francesco e Giuseppe Di Pietra sono padre e figli e sin dalle prime prove speciali hanno dimostrato di poter vincere con un testa a testa con Giovanni Moceri e Valeria Dicembre sul Lancia Aprilia del Classic Team, secondo in classifica generale, ed Angelo Accardo e Filippo Becchina su Fiat 508C, autori di una grande rimonta. Un tracciato, quello della targa Florio, che esalta sempre le bellezze della Sicilia con un pubblico appassionato e caloroso che ha portato nell'entroterra palermitano i gioielli su 4 ruote, da Bellolampo a San Martino delle Scale sino ai tesori UNESCO del Duomo di Monreale. Fabrizio Macari e Giovanna Di Costanzo sono invece i vincitori del Ferrari Tribute to Targa Florio 2024. L'equipaggio del Ferrari Club Italia ha vinto la gara di regolarità riservata alle meravigliose supercar di Maranello sulla 488, pista del 2018.
Ci fermiamo ancora nell'ultima parte del nostro telegiornale, tanto dedicato al calcio, e cominceremo con la soddisfazione di mister Toscano per la vittoria del Catania. Siamo al calcio con la vittoria del Catania per 2-0 contro l'Altamura e la soddisfazione del tecnico toscano. Il servizio. La reazione migliore alla penalizzazione, con una vittoria, la terza consecutiva. Il Catania cresce, diventa sempre più solido e scala posizioni in classifica gradino dopo gradino. Il 2-0 all'Altamura arriva grazie ad un primo tempo brillante con i gol di Carpani ed Inglese che chiudono la partita nel momento giusto, così da gestire poi nella ripresa quando i ritmi sono calati. Abbiamo fatto un primo tempo di alto livello, di intensità, di ritmo, di aggressione, di qualità. Poi quando è venuto meno un pochettino qualche calciatore nella pressione davanti, nella pressione in mezzo al campo, abbiamo concesso qualche metro all'Altamura senza concedere occasioni pericolose. Toscana azzecca la mossa Jimenez, vivace ed incisivo, gioca da mezzale e crea sempre problemi agli avversari che non riescono a prendere le misure. Lui spezza la gara insieme proprio a Carpani e Inglese e in 7 minuti la cambiano. Sono stati bravi tutti, non solo Jimenez, anche Carpani ha fatto un lavoro straordinario, perché giocare con due centrocampisti quasi offensivi e lasciare solo Verna a coprire tutte le traiettorie in un campo così largo viene un po' difficile, ma la squadra si è sacrificata tantissimo. La fase di non possesso è rimasta sempre alta. La risposta caratteriale dopo la penalizzazione è stata servita, la fame resta, la consapevolezza cresce, ricetta giusta anche secondo il tecnico rossazzurro. La squadra è una partita non facile, come tutte le partite in questo girone, portata a casa con merito, un plauso ai ragazzi che continuano a rimanere sul pezzo e dobbiamo continuare su questa strada. Con il pareggio del provinciale il Trapani prosegue la serie utile con Aronica in panchina, mentre il Messina ha conquistato il quinto pareggio in 9 giornate. Sergio Colosi. Un pareggio che muove le rispettive classifiche ma lascia tanta amarezza al Messina, che nel terzo minuto di recupero ha visto svanire una vittoria che avrebbe meritato, e al Trapani che avrebbe dovuto centrarla per organico, ambizioni e investimenti. C'è grande rammarico e delusione, innanzitutto perché è un pubblico così eccezionale, stasera meritava un successo e siamo rammaricati per non aver dato appunto una prestazione all'altezza, nonostante la superiorità numerica non siamo riusciti a sfruttarla nel migliore dei modi. La panchina di Aronica, imbattuto con 3 vittorie e 4 pareggi, non è così sicura. Un solo successo e 5 pareggi in 9 incontri per Modica, che ha fermato Benevento e Trapani. Purtroppo questo è il calcio, ti dà, ti toglie, in questo caso ci sta togliendo molto, ma ciò non toglie il fatto che la squadra è stata bravissima, ha fatto una prestazione veramente superlativa. Abbiamo giocato in 70 minuti in 10 contro 11 contro una grande squadra, anche se noi siamo stati bravi a imbrigliarle e fare delle ripartenze molto importanti. Domenica prossima si giocano Messina Monopoli e Trapani Audace Cerignola. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 si chiude qui, grazie per l'attenzione, a tutti buona serata.